Tra Firenze e Brescia era proprio la prima squadra ad avere ancora qualche motivazione, eppure la formazione lombarda, già retrocessa in A2, è riuscita lo stesso ad imporsi al Mandela per 3-1, passando in maniera perentoria, primo set a parte, e meritata. Il Bisonte presenta in campo la giovanissima centrale Acciarri, nemmeno 17 anni, all'esordio in Serie A1 per l'impossibilità di schierare Ogoms, che non era tesserata al momento del rinvio del match, e per l'indisponibilità di Cone, che è andata in panchina ma solo per onor di firma. Oltre alle centrali non è potuto entrare nemmeno Nuakalor a causa di un problema fisico. Dall'altra parte assente l'opposto Ippe per gli stessi motivi di Ogoms. L'inizio di Acciarri è davvero sopra le righe con 3 attacchi vincenti più un ace. Il primo parziale è tenuto bene in mano dalla squadra di Mencarelli con Enoe Onu sugli scudi. Dall'altra parte c'è Angelina che parte forte e finirà ancora più forte, risultando l'MVP del match. Alberti va a segno e chiude 25-20 il primo set. Ma già nel secondo la musica cambia, con Angelina che risulta immarcabile specialmente dalla seconda linea, ma anche per il contributo di Jasper e con una Nicoletti in crescita con il passare dei punti. Brescia comincia a controllare il gioco e a sorprendere un Bisonte incapace di essere efficace in attacco. Ci troviamo davanti ad un altro 25-20 alla fine del set, stavolta però per le ospiti, dopo il punto finale realizzato da Berti in fast. Anche nel terzo è subito Brescia, però Firenze con le unghie e con i denti resta attaccata alla gara, riassorbe lo svantaggio e arriva a 19 pari dopo un ace di cambi. Sul 23-23 c'è un errore grave, sempre in battuta di Van Gestel, che consegna un set point alle avversarie. Set point prontamente sfruttato e il 25-23 per le Lombardi arriva grazie ad un money out di Angelina, la giocatrice alla quale Bekis ha affidato tutte le palle decisive. Il quarto set decreta la vittoria della squadra di Micoli. L'allungo decisivo arriva nel finale con Lazic, che pure sembrava entrata bene nel match, che non mette giù una serie di palloni offerte a lei da Hashimoto e Cambi, e Jasper e Angelina che invece vanno a segno in maniera puntuale. 25-21 il risultato per la Banca Vassabina Millennium Brescia. Angelina dunque MVP e best scorer dell'incontro con 24 punti, in volata alla meglio su Enoe Onu, sponda Brisonte, che invece si è firmata a quota 21. Almeno possiamo dire di aver finito bene e forse è stata la partita che abbiamo giocato con maggior serenità, è brutto da dire, però quando ormai i giochi sono fatti non hai più la pressione, vuoi solo probabilmente finire bene perché l'ennesima sconfitta sarebbe stata veramente un'ulteriore mazzata, un anno che è stato veramente difficile.